Siamo pronti per una nuova puntata di Giovedì a Corte. Oggi con noi Luca Losito, è regista teatrale e giornalista. Parleremo quindi di teatro, di scuola di teatro e di tanto altro. Poi avremo un servizio di Icori Bichesu che ci porta a scoprire l'idea di un imprenditore sassarese qui in città molto interessante. Siamo pronti, qui è tutto pronto, ci vediamo tra pochissimo. Sardi alla frutta di Adriano Cossu, decoratore di buffet e fruit designer per matrimoni, eventi, compleanni e lauree. Non perdere l'occasione di fare di un semplice buffet il tuo evento speciale. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Benvenuto Luca. Grazie. Losito e non Sì. Losito perché è sardizzato il tuo cognome. Sì, diciamo che proviene dalla Puglia, però quando mio nonno arrivò qua in Sardegna qualcuno cominciò a dire signor Losito e allora da Losito diventa Losito e così è. Quindi tu puoi chiamarmi anche Luca Losito a questo punto. A questo punto sì. Possiamo completare. Che oggi sarà una puntata sugli accenti, poi Sì, vedremo va bene. perché noi lo sappiamo. Cominciamo già. bene. Oh, no, cominciamo bene dal cognome. Senti, regista teatrale, parleremo di teatro oggi, giornalista, fai tantissime altre cose. Qua nella nostra anguria di Sardi alla frutta di Adriano Cossu ti vediamo rappresentato con un sax. Intanto partiamo con dei complimenti pazzeschi perché pensavo che questa cosa fosse stata fatta con un laser, in qualche modo invece c'è un artista, no? Questo tutto è a mano con uno stiletto il nostro Adriano. Dire bravissimo e dire poco. È bravo, sì, è bravo. È un'immagine che poi avete usato anche voi per il promo, Sì. dove io interpreto un sassofonista cagliaritano. Io suono il sax da dilettante, quindi lo però suoni. questo è uno spettacolo di Patrizio Cigliano che abbiamo messo in scena qualche anno fa, che si chiama, il titolo dello spettacolo è Il sesso di colpa. Ed è uno spettacolo abbastanza sui rapporti amorosi, sugli intrecci, sui tradimenti, un po' chissà perché adesso mi viene in mente, caro Fabio, che forse questo è un po' il tema di tanti nostri spettacoli. E adesso così, proprio oggi, grazie a te l'ho scoperto. Vedi, serve a qualcosa allora. Ok. Senti, torniamo agli accenti, perché Sì. qua dobbiamo andare a parlare della tua associazione Sì. fantastica, Arts Sì. Tribu. Bravo. Ok, Bravissimo. l'ho detto giusto? Perfetto. Quindi Arts in inglese, Tribu senza accento. Sì. Vabbè, ti devo chiedere come mai questo, non l'hai scelto tu forse questo? Te lo sei Probabilmente sì, perché Non ti nasceva da... ricordi? sì, diciamo che è una cosa anche in associazione ci siamo chiesti, non è facile da ricordare, quindi Arts, la tribù delle arti dovrebbe essere. Certo, Questo ovviamente. poi si riverbera sulle nostre attività, perché poi magari ne parleremo con te, quindi Certo. tribù teatrali, formatori di tribù, la scuola teatro tribù, quindi ecco perché qualcuno anche cade in errore magari dice Arts tribù. Ok, e quindi ecco, quando è nata questa associazione? Un'associazione teatrale, come è nata? Con che spirito? E con, Allora, no? l'associazione l'associazione è nata come associazione culturale a Sì. tutto tondo, poi avevo la passione del teatro, ho iniziato a lavorare con varie compagnie qua locali, poi diciamo, mi sono trasferito a Cagliari per un periodo col Teatro di Sardegna, con la cooperativa Teatro di Sardegna e poi ho vissuto a Roma per diverso tempo dove ho frequentato l'Accademia del Comico del Teatro Tordinona, dove mi sono diplomato, e altre esperienze teatrali. Nel 2005 ho vinto poi il campionato italiano di improvvisazione teatrale e tra una cosa e l'altra poi, come disse un mio maestro di qualche tempo fa, giocando poi ti ci ritrovi un pochino dentro. Certo. L'associazione esisteva e grazie poi all'arrivo in associazione dei miei attuali due soci che sono Valeria Alzari e Michele Vargiu, che saluto, come si fa? No? Sì, Poi saluta tu- pure. No, Saluta, vabbè, allora no, saluto saluta anche... lì, guarda, quella qua. telecamera lì. Ah, ecco, allora saluto Vediamo, anche eccolo lì, tutti quelli che mi conoscono, Vedi? così Sì, per sì, dire sì, una sì. cosa che non ha mai detto Sì, sì. nessuno. E quindi adesso ci occupiamo
occupiamo di tante cose con l'associazione, Ecco. e si va avanti. Spettacoli, cose, noi abbiamo visto prima delle immagini che adesso Sì, Cesare dalla le regia ho- rimanderà, Le ho viste passare. i vostri spettacoli. Se non sbaglio questo era, tu l'hai visto anche tu, Sì. Toccate e fuga, Esatto, giusto? Toccate e fuga di Derek Banfield. È una storiella, sono quegli spettacoli, eccomi qua, nella mia migliore interpretazione, in vestaglia, praticamente facendo, non si sa come quella non si rende conto che sono presente. La storia è semplicissima, però Sì. vale la pena, diciamo, accennare un po'. Mia moglie è in viaggio e io presto casa mia al mio migliore amico per portarsi l'amante. Mentre lui non c'è, io vado a letto con la moglie a casa sua. Aspetta. Ah, ok. Mentre lui è a casa mia con l'amante, io sono a casa sua, Benissimo. andare a letto con la moglie. Perfetto. Capiterà che mia moglie tornerà prima dalle vacanze e succede una serie di qui pro quo fino a ritrovarsi tutti nella stessa casa con grande imbarazzo e una bugia copre l'altra, quindi poi è veramente uno spettacolo molto Fantastico. divertente. Questo era un video di qualche anno fa che avete caricato, c'è anche il vostro canale YouTube, Sì, lo sì, ricordiamo. questo dovrebbe essere il promo. Ma continuate a farlo questo, visto che Questo di qualche spettacolo anno fa- non è più in riallestimento, ne sono stati fatti 2 riallestimenti Ok, con 2 modifiche e no, l'ultimo nostro spettacolo, diciamo, come Ars Tribu, come produzione, era Piccoli crimini coniugali di Erika Emanuel Schmidt. Ok, senti, e poi altre cose interessanti, perché io sono andato un po' a visitare il vostro sito, abbiamo la rassegna Tribù Teatrali, Sì, il workshop from attori di tribù. Sì, formatori, cioè sono formatori ma formatori, giochiamo sul fatto. E che cosa fate qua? Tribù Teatrali? Tribù Teatrali è una rassegna che è nata anche questa un po' quasi per caso, abbiamo individuato delle eccellenze in Italia che non riuscivano a circuitare nei canali tradizionali e quindi abbiamo fatto un bando aperto, abbiamo ricevuto qualcosa come 200-300 video, qualcuno caricato, qualcuno mandato per DVD e qualcuno online appunto, li abbiamo selezionati e poi intuendo una richiesta di una, come dire, di una platea che avesse voglia di un teatro brillante, comunque di una commedia brillante, perché va bene il teatro impegnato, ma ogni tanto farsi anche una sana risata ci sta. Abbiamo inventato questa rassegna. Abbiamo avuto anche qualche bel nome perché ne cito uno su tutti, oltre alle compagnie locali, non voglio togliere niente a nessuno, però c'è una piccola eccellenza, Mattias Martelli, che ha portato a Sassari il mercante di monologo, oggi è considerato uno degli eredi di Dario Fo, sta facendo Mistero Buffo in giro per il mondo, ormai è andato in Giappone, dovunque, per la regia di Eugenio Allegri, che magari è un nome che così non dice tantissimo se non agli esperti di teatro, ma che è un grossissimo nome, se cercate, visto in fotografia dite ma certo, Eugenio Allegri, doveva partire la 6ª edizione, purtroppo il 7 marzo, causa emergenza Covid, ci ha bloccato. Questo è uno degli eventi, tanti eventi bloccati dal Covid. Purtroppo. Non c'è stato nulla da fare? No, abbiamo tentato fino all'ultimo, avevamo cercato di contingentare all'inizio gli ingressi, perché abbiamo uno staff bellissimo che sono i nostri allievi della scuola, che ci aiutano poi sempre a fare le maschere a teatro, e purtroppo poi c'è stato il decreto del Presidente del Consiglio che è ultimo, però sono contento che tu abbia citato formatori di tribù. Sì, formatori sono dei nomi, delle persone in Italia, anche qui potrei citarne uno su tutti, ma come al solito senza far torto a nessuno, ne cito uno ad esempio, Francesco Burroni è quello che ha portato in Italia i match di improvvisazione teatrale, che è un vero sport, dove in un patinoire da hockey si gioca con le parole. E Burroni poi è stato anche campione del mondo, insomma, di improvvisazione teatrale. Lui nell'87 portò i match di improvvisazione in Italia, è venuto a Sassari a fare un corso di improvvisazione teatrale. E quindi abbiamo portato colui che c'è proprio... anche qui un piccolo aneddoto, è nato in Quebec, l'improvvisazione teatrale, e poi è emigrato in Francia e poi si è distribuito in Europa. A Parigi si faceva al teatro Bataclan. Anzi, la lega di improvvisazione francese si chiama Le Bataclan. Le Bataclan proprio. Sì, proprio purtroppo un po' amara come coincidenza. Bene, certo. Bene, quindi sei impegnato in questo ambito, sei impegnato. Senti, abbiamo parlato fino adesso dei vostri spettacoli, delle vostre cose, abbiamo visto anche delle immagini di copertura, ma ci guardiamo un pezzettino di una vostra cosa, penso, euforica. Adesso te lo faccio vedere poi... Perché la gente magari pensa che io non so nulla di quello che succederà. No, quindi... tu non devi sapere nulla, poi lo commentiamo insieme. Vai Cesare, 2 minutini di questo spettacolo. Sono curioso. Guardalo un po', te lo ricorderai. Si blocca? Ma se siamo fermi, guarda. No, per favore, guarda, non farlo perché... Siamo fermi. No, ho detto non farlo per favore. Siamo in No, moto. ti prego, Va bene, no.
24, anche il sabato, la domenica c'è il numero verde. Molto tardi stasera, eh? Sì, il venerdì è sempre così. Una giornataccia. Non me ne parli. Ma non ci davamo del tu noi due. Che hai? Ho un dolore fortissimo! Come così improvvisamente? Una forte stimolazione dei reni con una compressione prostatica, io devo capitolare. Non c'è nessuno! Sì, ho sentito qualcuno! C'è qualcuno lì? Riesci a sentirmi? Senta, per favore, al primo piano giù c'è il custode. Può dire che siamo chiusi in ascensore? Almeno lo sai come mi chiamo? Vuoi la verità? Non me lo ricordo. Laura. E io Daniele. Lo so. Sì, sembrava un ascensore più difficile. No, a me sembrava più come... Era l'ascensore! E tu dormivi! Ma io no! Come no? No, io no! Aiuto! 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 Ehi! Siamo nell'ascensore! La solitudine tra noi. Questo silenzio Questa, dentro la me conosci, e l'inquietudine Questa, di però- vivere basta, la per vita favore. di noi. Basta! Io la odio! Io non la odio! Oh, bellissimo. E questo? Questo che cos'era? Questo era Xanax di Angelo Longoni. Un uomo, una donna, un ascensore. Un uomo, una donna, un Sì. ascensore. Com'è? Racconta di... Si è capito, un po' Sì. ma spiegacelo un attimo. È la storia dei due dipendenti di una società che rimangono chiusi in un ascensore tutto il fine settimana. E quindi poi diventa un esperimento sociale in un certo senso, perché tu prendi due persone, sì. per quanto lavorino insieme, si conoscano di vista, li chiudi in una scatola di sardine e succede di tutto. C'è un momento proprio dello spettacolo dove io esplicito questa sorta di esperimento, quindi parlo di quello che viene fuori: panico, accoppiamento, bisogni corporali, aggressività, tutte cose che normalmente accadono in anni di frequentazione, e qua come un miracolo, chiusi lì, pam, Sono esplode, concentrati. perché ovviamente... Fantastico. Quindi qui ti abbiamo visto ancora in veste di attore, Sì. no? Però tu sei anche regista teatrale. Sì, E volevo chiederti, ma il regista teatrale è come? Come quello dei film che si siede, no? Sulla sediolina, megafono, la scritta No, dietro? non c'è più quella Come? figura lì, no, secondo me dopo Fellini non c'è più stata neanche al cinema quella figura lì. Come si No. prepara uno spettacolo da regista? Secondo me una grande differenza che dobbiamo fare tra la regia e la messa in scena. Oggi un po' manca quella figura di regista Sì. alla Giorgio Strehler, cioè un regista che era anche autore un po' dello spettacolo, Regista e autore. perché il testo, diciamo, la pagina è orizzontale, tu devi in qualche modo tirarla su, cioè farla vivere, prendendoti anche delle libertà. Qua stiamo aprendo un capitolo infinito, ci sono Certo, due grandi scuole di immagino. pensiero. Una di chi dice che il testo è intoccabile, e altra che poi è la mia linea di regia, è che il testo tu lo puoi trasformare, distruggere, adattare alla situazione, purché venga fuori l'intenzione dell'autore. Cioè cosa ha voluto dire l'autore con quel testo? Abbiamo visto prima Toccate e Fughe, uno Ecco. spettacolo del 1950, non puoi più fare quelle ambientazioni da salotto borghese, devi un po' attualizzarlo. Per cui se l'amante nascosta diceva che cos'è? No, niente, sono i vicini che ballano il valzer. Oggi è anacronistico questa Ok, cosa. Allora noi certo. abbiamo detto sono i vicini che ballano la kizomba, per capirci, abbiamo un pochino attualizzato. Da lì parte poi tutta una serie di attualizzazioni e di, come dire, delle rendicontazioni che devi soprattutto all'autore. Sei un po' Preferisci obbligato. fare l'attore o il regista? Che bella domanda, guarda, non penso che mi avresti spiazzato in questo adesso- modo. Forse preferisco il regista, non mi considero un grandissimo attore, anche se la gente piace mi più- stima come più attore. stare in Mi regia. piace stare alla regia e soprattutto mi piacerebbe rifare come una volta, come nel 2005, un grande spettacolo come il Cyrano di Bergerac con 14 attori in scena ed avere la possibilità Bello. di pagarli tutti soprattutto. Certo, quello ovvio. Perché noi abbiamo ovvio. questa pessima abitudine con la mia compagnia che paghiamo gli attori. Ah, beh, sì, E quindi è un po' un vizio Sì. che hanno in pochi Poi ormai, no? io adesso non voglio entrare in questioni politiche, però io che mi ritengo un uomo tendenzialmente a sinistra, mi rendo conto che invece la regia è una dittatura, cioè non può essere una democrazia. Purtroppo si spera che il monarca illuminato
porti tutti poi alla fine, sì. porti tutti in porto. Devi essere però dittatore, il mio insegnante devi essere duro, soprattutto e severo con te stesso e poi con gli altri. Il mio insegnante di sceneggiatura alla New York Film Academy diceva: ascolta i consigli di tutti, però tu sei il re. You are the king, lui diceva, no? Questo grande Sopra tutti. Norman Schwartz, lui è Certo. l'aiuto regista di Steven Spielberg, ho avuto questa grande fortuna e lui diceva no, però tu ascolta tutto, però tu devi comandare e metterli in riga. Devi mettere in riga tutti. Sì. Hai parlato di insegnamento anche, ma Sì. com'è l'inizio? Come uno inizia in generale, magari anche poi nella vostra associazione? Se vuol fare l'attore. Se vuol fare l'attore, cioè tu mi chiedi cosa consiglio a uno che un domani, intanto Beh, intanto se si parte da piccoli, Sì, oppure sarebbe oggi uno viene l'ideale. fulminato da questa trasmissione tua, con te qua, allora e gli viene la voglia di non lo so, provare. secondo me smettono. Non lo so, dopo magari- tutto quello no, al massimo dopo che ho smettono, detto che il dici. regista è un dittatore. Al massimo smetto. Diciamo che i tempi dell'apprendimento li dava un po' la scuola tradizionale e le accademie. Ok, Cioè, quindi, che ne so, ok. l'Accademia Internazionale, l'Accademia Nazionale Silvio D'Amico prevedeva un limite di iscrizione che era 24 anni, quindi si presupponeva che entro i 24 anni dovessi comunque cominciare la tua formazione. Il consiglio che posso dare io è leggere di tutto, ascoltare, essere curiosi, ma mangiare di tutto, guardarsi anche i programmi, anche il Grande Fratello, anche i programmi che magari dici, i programmi leggeri, cosiddetti. Tutto porta al teatro poi, se tu vuoi fare teatro, perché senza voler scendere nello specifico, la costruzione di un personaggio, non so come, la verticale di un personaggio, che è una tecnica proprio per costruire un personaggio, può derivare da un quadro, da una chiacchierata, per esempio tu hai una tipologia molto particolare di persona, hai uno stile, questo stile chissà che un domani non mi ispiri per costruire un personaggio. Ho un suggerimento, ti ricordi Fabio, quel suo aplomb, la voce, lo studio che hai fatto tu sulla dizione, la pulizia? Ecco, voglio un personaggio tipo Fabio in scena, può essere un esempio. Poi nella nostra associazione, nello specifico, noi stiamo preparando anche dei ragazzi. Perché avete dei corsi sì, anche, giusto? un ragazzo adesso sta facendo la scuola del Teatro Arsenale a Milano, Federico Pinna, un'altra ragazza che ancora è con noi si è preparata, poi ha deciso di fare dell'altro, quindi noi prepariamo anche per le accademie e per i corsi di teatro che ci sono in Italia. Avete dei corsi, Sì. State Noi abbiamo- riaprendo forse, se non Sì, sbaglio? noi riapriamo allora ieri abbiamo cominciato diciamo a chiudere il corso dell'anno scorso perché siamo stati interrotti a marzo appunto e vogliamo andare in scena. Ok. Nei nostri corsi non è mai obbligatorio andare in scena, però è una sorta di catarsi poi alla fine, dopo aver fatto un lungo percorso si va in scena anche per liberarsi un po'. Sì. È come il marinaio che torna in porto, deve un po' raccontare cosa è successo. Certo. La navigazione è importante, però anche magari davanti a un bicchiere di vino raccontare com'è andata, questa è un po' metafora. Adesso il 15 ottobre cominciamo con la nostra scuola di teatro. 15 ottobre. Sì, Via. siamo 4 docenti per ora, ma durante l'anno poi, siccome formatori di tribù non so se riusciremo a riorganizzarle, chiamiamo questi personaggi o diciamo dei cultori della materia, o degli attori, dei registi. Poi vediamo anche lo spot, è vero, delle Sì, lezioni questo è che il nostro del è corso. dal 15 ottobre. E loro durante l'anno vengono a conoscere gli allievi, a dare delle nozioni specifiche in base al percorso poi personale. Bene. Senti, ci fermiamo un attimo per Sì. un pochino di pubblicità, cosa Certo. dici? Ci beviamo qualcosa? Volentieri. Posso offrirti dell'acqua? Dell'acqua, Può va andare bene, dai, va Ok. bene. Va bene, pubblicità, poi siamo ancora qui con Luca. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Sardi alla frutta di Adriano Cossu, decoratore di buffet e fruit designer per matrimoni, eventi, compleanni e lauree. Non perdere l'occasione di fare di un semplice buffet il tuo evento speciale. La mente dell'uomo vola come il falco e l'uomo vede con gli occhi del falco. Il falco dall'alto del cielo porta l'uomo a scoprire i tesori dell'antica isola. E noi
vi raccontiamo tutto quello che c'è sotto. Rieccoci con Luca Losito dal cognome Sardizzato, giusto? Esatto, Sardizzato, no? Sì, Sardizzato sì, in generale, sì, dai, certo. ok. Senti un po', adesso ti voglio su un argomento, tu sei anche insegnante di scuola primaria, Sì, dico bene? sì, sì. E Quelli qua che una volta abbiamo- chiamavano maestri elementari, Ecco, adesso si chiamano docenti di scuola primaria. di scuola primaria. Qui apriamo una parentesi in questo periodo, caro Luca, che tra l'altro so che avete iniziato con i corsi di recupero Sì, qualche sì, giorno fa. sì. E quindi tu sei sul campo per vedere questa situazione con questa emergenza Covid. Purtroppo. Innanzitutto dov'è che operi? Allora, io quest'anno è il primo anno che sono in ruolo, ho fatto tanti anni di precariato sì. e sono docente all'Istituto Comprensivo di Monti, che è provincia di Sassari, Sì, ma è cavolo. perché in Gallura, quindi loro hanno una certa identità gallurese, ci tengono molto. Conosco più per il vermentino che per le Ma scuole. infatti io sono stato però- molto contento, che ci sono 3 cantine importanti peraltro, oltre alla cantina del Vermentino da quelle parti. Beh, è un bellissimo posto, poi entrando in mezzo alle sugherette, appunto alle vigne. Sì, Hai ripreso qualche Sì. giorno fa con i corsi di recupero, quindi abbiamo meno bambini Sì. di quello che sarà poi l'apertura della scuola. Che cosa hai visto con queste nuove il primo impatto? Volevamo sapere e poi se puoi dare qualche consiglio ai genitori, insomma. ma di quello intanto che- noi stiamo facendo gruppi di 3 bambini. Ok, 3 bambini sì, per 3. insegnare. Sì, 3. Ah. Poi chiaramente c'è una procedura perché loro devono, ci sono Sì. i cosiddetti PAI e PIA, adesso non voglio entrare nello specifico, comunque i piani integrativi appunto, per integrare le cosiddette materie su cui hanno un pochino di difficoltà, anche se poi nella scuola è sempre stato previsto la parte del ripasso Sì, per sì, poi sì. entrare tutti appunto allo stesso passo, perdona il gioco di parole. La questione emergenza ci riguarda tutti ed è... Io non la vedo luminosa, non vedo un futuro luminoso. Ti dico tranquillamente che confido solo nel vaccino, perché Quello perché- è l'arrivo. nel perché senso poi che- se ne sentono di tutti i colori. Sì, Io non sì. vorrei neanche sembrare il solito tuttologo che parla perché io non sono virologo e quindi non parlo delle no, questioni certo. legate La tua alla... impressione è L'impressione è che coi io bambini, insomma. confido intanto nel buon senso delle persone. Quello sarebbe una gran cosa. Dopodiché noi stiamo facendo un distanziamento, abbiamo tracciato dei segni per terra, abbiamo ancora i banchi tradizionali, quindi Ok. non abbiamo i cosiddetti UFO di cui sì, uno sì, parlava. Li abbiamo distanziati e c'è una regola, i bambini non possono spostarli. Questo è un vantaggio rispetto al Covid, ma pone delle tematiche interessanti per quanto riguarda la socialità a scuola, perché questi bambini non possono toccarsi, non possono abbracciarsi, tu devi stare a distanza, sai, una volta il contatto anche del maestro, una semplice manina appoggiata sulla mano, appoggiata assolutamente sulla sì. spalla, un bambino per incoraggiarlo, era un contatto... Se poi entriamo nello specifico dei cosiddetti bambini, io li chiamo super speciali, bambini super, Sì, sì. quelli che una volta impropriamente si chiamavano bambini handicappati, un termine bruttissimo, poi disabili, oggi si chiamano BES tutti, bisogni educativi speciali. A me piace dire che sono bambini super speciali, hanno dei bisogni appunto, e tu immagina con un bambino per esempio autistico che ha necessità magari di una presenza anche vicina, oppure di un ascolto, Anche quello che si fisica, chiama un contatto, sì, no? un ascolto non giudicante da parte dell'insegnante. Tutto questo con questa distanza crea una distanza che non è soltanto una distanza fisica ma è una distanza psicologica. Sì. Questo non fa bene sicuramente E alla delle regole che didattica. hai visto, quali secondo te sono fattibili? Tutte Stiamo- quelle, non lo so, caro avrete un Fabio, protocollo che... Sì, il protocollo lo stiamo applicando, stiamo navigando Si a vista, riesce sono un po', quelli che conoscete tutti. Chiaramente con la questione degli asintomatici poi basta pochissimo, perché da poco qualcuno ha detto che non basta il distanziamento, ma avendo troppe persone Sì. in una stanza anche
se non ci sono la giusta aspirazione, il giusto ricambio. Ora queste scuole spesso non sono nuove, non ci sono gli impianti per fare un ricambio d'aria. Io ho già sentito anche un dottore che diceva, una dottoressa che diceva che è meglio che non alzino troppo la voce, che non parlino un bambino, insomma, perché sennò tu dici la saliva un pochino, questo può darsi che sia anche vero. Sì, dal punto di vista medico sì, ma dal punto di vista della fattibilità è un disastro veramente. Cosa pensi per il 22 quando in Sardegna riapriranno? Cioè, adesso stiamo parlando di corsi di recupero, quindi pochi alunni. Guarda, navigheremo a vista, proveremo appunto a Lì non avrai più gruppi di 3 ovviamente, ma più numerosi. No, certo, le classi possono arrivare fino a 20, anche di più. Io sono arrivato ad avere anche 23-24 bambini in classe. Soprattutto il bambino non è che lo puoi, come si dice, legare. Se il bambino si alza e magari ha un momento di difficoltà e ti viene incontro e ti abbraccia, perché, che ne so, è capitato che un bambino spuntasse un dentino, un dolore, viene, maestra, abbraccia la maestra è un po' mamma anche in classe. Cosa fai? Rifiuti l'abbraccio? Assolutamente. Tu immagina la scuola dell'infanzia, che sono ancora più piccoli. Ai genitori cosa vedremo. Dici? Cosa consigli? Se tu fossi un genitore, un appello. Consiglio di monitorare le temperature, in caso di rischio evitare di portare il bambino a scuola, aspettiamo, vediamo un po'. Siamo un po' tutti, mi trovi anche un po' impreparato perché sono dalla stessa parte dei genitori, perché io non sono genitore, però sono preoccupato quanto loro, perché se poi capita che insomma, si riaccende una piccola epidemia, poi è un guaio per tutti. Assolutamente sì, quindi ci sono delle cose da rivedere, da vedere piano strada facendo. Proviamo strada facendo, come dice qualcuno, in cammino a Conza, se vediamo, un po' tipico della... C'è una battuta che mi piace ripetere, quando è nata questa, a marzo è venuta fuori l'emergenza Covid, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto basta il rispetto delle regole e il buon senso, e io ho detto ma allora in Italia possiamo stare tranquilli, siamo veramente a posto. Va bene, dai, senti, cambiamo un attimo argomento. Ti faccio vedere un imprenditore sassarese che si è inventato una cosina anche in questo periodo di Covid, come avevamo parlato fino adesso. L'ha intervistato Ico Rebichesu di Sardegna Dies. Cesare, mandiamo il contributo e poi siamo ancora qua. In tempo di Covid dei nostri concittadini, degli imprenditori, si riscoprono anche a avere un'idea particolare, quella di allargare quello che è il proprio servizio nei confronti della propria clientela, così inventando un qualcosa di davvero carino, di intrigante, una sorta di reception, mettere a suo agio il proprio cliente con un semplice caffè. Ne parliamo con Sandro Satta, titolare della Boutique d'Alessandro, ribattezzata già da un po' Boutique e Caffè. Sandro, da dove nasce questa idea e perché? Nasce chiaramente da lontano, nasce dalla mia esperienza, nasce dalla voglia comunque di avere attorno gli amici, i conoscenti, di adoperarsi per farli star bene, in un contesto piacevole. Certamente nella nostra città non si sente l'esigenza di una nuova apertura di un caffè, sono già presenti questo tipo di attività, però la nostra vuole essere una cosa diversa, la nostra vuole essere un'attenzione particolare, già lo facciamo col nostro negozio di abbigliamento da un ventennio. L'idea è quella di creare tutta una serie di attenzioni, di coccoli, di piaceri di stare con loro, con sorrisi e soprattutto smetterla continuamente di dover dire mamma mia che momento stiamo vivendo. No, basta, è un momento di sedersi con loro, di sorridere, per un attimo lasciare da parte i pensieri e adoperarsi finché loro possano star bene. Sandro, c'è da sottolineare il fatto che questa idea nasce peraltro in una parte della nostra città che si sta riscoprendo, non a caso è nella Galleria Cavour. Un'iniziativa molto bella che noi crediamo molto e che a suo tempo abbiamo sposato e ci siamo adoperati per dare lustro a questa via, perché ci teniamo, perché vogliamo comunque in ogni caso insieme all'amministrazione, chiaramente non potrebbe essere diversamente, vorremmo farlo diventare un salotto, un modo piacevole di passeggiare in una via, portandolo avanti per mano, con grande impegno, con grande sacrificio, eccetera, eccetera, perché capire bene, anche coinvolgere tutti gli altri commercianti in un'iniziativa di questo tipo, dopo che il momento è molto difficile, però noi vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, vogliamo fare di questa Galleria Cavour un posto molto bello della città. E
allora in bocca al lupo a Sandro Satta e alla sua boutique caffè d'Alessandro, hai capito? Molto carino, Caffè bravo, e mi così, piacciono così. questi che, Hai bene, visto? che rivoluzionano un po' le cose. Senti un po', siamo quasi in chiusura, Sì. Luca. Allora, futuro, guardiamo al futuro. Progetti con Arts Tribu, via. Beh, Cosa si allora fa? Cosa abbiamo si detto farà? che Abbiamo detto il 15. 15 ottobre parte speriamo, voglio dire, incrociamo le dita, Incrociamo parte le la scuola dita, di teatro. Quest'anno siamo al Teatro Verdi. Teatro Siamo Verdi. ospiti al Teatro Verdi, quindi è un teatro, il Politeama Verdi, un teatro prestigioso. Siamo molto Fantastico, contenti. fantastico. E a livello di eventi e a livello di eventi spettacoli, adesso cosa... noi abbiamo programmato ad agosto, chiaramente siamo tutti un po' in ritardo, Sì. abbiamo un po' di produzioni possibili in mente, non posso svelarti i titoli, questo non svelare posso tutto dirti. no, però insomma ci siamo e lì ci sotto a piacerebbe, lavorare, se no? fosse possibile, in primavera recuperare gli artisti che avevamo già invitato per la rassegna Tribù Teatrali e farla. La chiameremo la sesta bis, non so, in qualche modo. Sì, in qualche Purtroppo modo. ci ha veramente ucciso un po' perché avevamo già i biglietti aerei fatti, gli alberghi quello è prenotati, insomma, però adesso pian piano si riparte, non lo so. Dai. L'arte in diretta ancora deve riprendersi. Dai, un pochino. dai, mi raccomando. Senti, i nostri amici, se vogliono vedere qualcosa di quello che fate, avete sito, pagina Sì, Facebook? sì, di abbiamo, tutto? abbiamo 3 pagine Facebook che possono cercare Scuola Teatro Tribù, Sì. possono cercare Generazione Z Teatro, dove ci sono comunque, che è un nostro vecchio progetto, possono cercare Arts Tribù, siamo su Facebook, su Twitter, su Instagram. Perfetto. E c'è il nostro sito www.artstribu.it oppure www.scuolateatrosassari.it. Perfetto. Luca, Hai visto? hai visto? Grazie. La nostra mezz'oretta purtroppo è passata, avrei parlato ancora molto, soprattutto di teatro, di questi progetti interessantissimi. Grazie di avermi invitato, sono Grazie a contento, te. questa cosa che avete fatto è molto molto carina. Grazie a te, adesso c'è un piccolo c'hai salotto, la tua adesso mi anguria devo mangiare l'anguria. mangi l'anguria dalla parte di qua, l'altra conserva, mi raccomando. ok. Sono ancora complimenti perché lo chiamerò, lo devo chiamare questo ragazzo. Adriano Cosso, ti diamo tutti Sì, i contatti per gli amici, se vogliono chiamare Adriano gli amici, la pagina è quella di Sardi alla frutta su Facebook, anche anche ok. carino il Sembra nome. un po' un titolo di una Sì, tua... sì, è vero, potrebbe se essere. vuoi. Sardi alla frutta. Va bene, dai, grazie Luca. Grazie allora. a voi. Amici, io vi ricordo, noi siamo qui giovedì prossimo, se volete rivedere la puntata potete andare sul nostro sito www.sardinianlife.it, per qualsiasi informazione la nostra mail è info@sardinianlife.it e la nostra pagina Facebook è quella di Sardinian Life, dove potete vedere tutte le nostre cose che facciamo durante la settimana e tutti i dietro le quinte della nostra trasmissione. Io ringrazio Cesare Donati la regia e Chico Pio le telecamere, noi ci vediamo giovedì prossimo. Ciao! Sardi alla frutta di Adriano Cossu, decoratore di buffet e fruit designer per matrimoni, eventi, compleanni e lauree. Non perdere l'occasione di fare di un semplice buffet il tuo evento speciale. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. La mente dell'uomo vola come il falco. E l'uomo vede con gli occhi del falco. Il falco dall'alto del cielo porta l'uomo a scoprire i tesori dell'antica isola. E noi vi raccontiamo tutto quello che c'è sotto.